Sì. Leggo il documento? Sì, leggo il documento che dopo ti deposito per l'edicorio per farlo finalizzare. No, grazie. Conto chiaramente. Che noi votiamo contro e non votiamo contro soltanto a questo bilancio, ma votiamo contro ancora una volta al metodo. Io non ne parlerò di cifre e di tecnicismi, assolutamente no. Contro questo metodo che non ci mette a disposizione gli strumenti per capire e non ci permette di partecipare alle scelte della nostra comunità. Diciamo no alla cattiva gestione dei consigli comunali che talvolta non rispetta il regolamento e che talvolta sfiora i limiti della legalità. Per citare qualche esempio, gli atti che vengono forniti sempre all'ultimo momento, vedi la relazione programmatica che non è di 6 paginette ma è di 60, se proprio almeno quella che mi è stata mandata in PDF, data 2 giorni fa. Con tutto che il signor Basta è stato... Un secondo, fatemi finire almeno stavolta, poi tolgo il discorso. Gli atti incompleti oppure consiglieri ai quali non viene data l'opportunità di finire il proprio discorso o ancora mozioni che non vengono riproposte in consiglio nonostante siano già state protocollate, nonostante ho richiesto se avevo bisogno di un altro protocollo visto che ero assente e mi hanno detto di no, che sarebbero passati automaticamente al consiglio successivo, invece anche stavolta niente. Diciamo anche no ad un'amministrazione che decide che le commissioni di studio e le conferenze dei capigruppo soprattutto non vengano istituite perché ritenute non necessarie, quando invece rappresentano senza dubbio lo strumento per eccellenza di democrazia per rendere partecipi anche le forze delle opposizioni. Vorremmo ricordare che questa amministrazione oggi ha il potere con solo il 30% dei voti. Riteniamo dunque che non si può assolutamente non prendere in considerazione le forze politiche che rappresentano una così grande fetta di popolazione. Ogni volta che vengo convocata in questa sala consiliare mi sento frustratissima, mi sento come una comparsa di una farsa alla quale non sono più disposta a prendere parte. Moviti Piano ha dunque deciso di non partecipare più ai consigli comunali fin quando il metodo continuerà a essere questo. Lei sindaco, questa è un'opinione mia personale, ha forse confuso la cosa pubblica, la res pubblica, con un'azienda privata di cui lei mi sembra piuttosto un amministratore delegato unico. Però di ricordarsi che c'è solo il 30% delle azioni. E la cosa pubblica appunto di tutti noi, che ci sentiamo minacciati nei nostri diritti e cosa ancora più grave, avvertiamo una grande minaccia per la democrazia di questo Paese. Faremo comunque delle azioni atte a ripristinare la democrazia, almeno in quest'Aula. Ribadisco il mio voto contrario al bilancio. Io mi auguro che male c'è la registrazione, perché la consigliera non hanno nemmeno la risposta. Vi do il foglio, sindaco, non è che vado via. Benissimo. Poi vado. Benissimo. Allora, Prima ascolto. io mi auguro una cosa, sono contento che ci sia la registrazione del Consiglio Comunale, sono contento per una semplice ragione, perché io già una volta l'ho salvata, 2 volte, come ho detto, non salvo più le cose. Io ho virgolettato in un articolo del giornale, mi fu scritto che il sindaco si rifiutava di fare i matrimoni civili dalle consigliera Emanuele Zoni. C'era scritto che il sindaco si rifiutava, c'ho ancora osservato il giornale, il Corriere di Siena, il sindaco Pagaggini si rifiuta di fare il matrimonio Pagaggini. Il sindaco Pagaggini è un ufficiale di governo nell'esercizio delle proprie funzioni. Se si rifiuta di fare matrimoni civili è penalmente perseguibile. Per cui o io sono penalmente perseguibile perché mi rifiuto, e questo non è vero, o è perseguibile chi mi ha fatto un'accusa del genere. E questa l'ho lasciata perdere. In questo non si comunale, in questo non si comunale, non c'è risposta. Ora facciamo, rispettiamo le regole del Consiglio Comunale, come vuole il consigliere Sbroni, si rispettano le regole del Consiglio Comunale. Se non mi sbaglio, c'è scritto che io faccio gli atti illegali anche in Consiglio Comunale, che al mio arbitrio di consumo c'è scritto atti illegali, siamo ai limiti. Lo rileggo. Diciamo no alla cattiva gestione dei consigli comunali che talvolta sfiora il limite della legalità, è grave. Consiglio comunale che sfiora il limite della legalità, la consigliera dovrà mettere per iscritto quali sono lo sfioramento dei limiti della legalità, lo dovrà scrivere.
perché io su questa cosa vado avanti. Già un sindaco Lei dovrà scrivere, non mi consigliere. può rispondere, io sto dicendo una cosa Va e bene, le devo le dire. scriverò. I regolamenti consigliari sono questi. Non è obbligatorio, e lo dico, e lo affermo con molta sincerità. Io avevo portato all'ordine del giorno del Consiglio, che tutti lo possono vedere, quelle che sono state le mozioni o interrogazioni da parte della consigliera Prolli. L'ho portato nel Consiglio Comunale proprio per non farlo nei consigli comunali di ordine prettamente amministrativo, sia quello precedente che questo. Si trattava tutte e due di bilancio. Le ho portate in Consiglio Comunale apposta con tutte le altre interrogazioni anche degli altri gruppi, e per una questione di correttezza che non era obbligatoria, perché le potevo discutere, perché era all'ordine del giorno, l'ho rimandati. Che mi si taccia di questo, di non averli riportati. Li riporto quando è il momento opportuno, ma non è obbligatorio comunque, come qualcuno mi ha detto, gli ha suggerito. Li porto quando il sindaco lo ritiene opportuno convocarli, perché io ce l'avevo già messo. Quindi al mio obbligo comunque avevo già diritto. L'importante è che non si sbaglia. No, tu qui hai detto un'altra cosa. Tu hai detto che io non li ho portati, sbagliato. Aspettavo un chiarimento. No, allora, mozioni che non vengono riproposte in Consiglio, nonostante siano già state protocollate, non è vero, l'ho portate in Consiglio. Quindi anche questa è la Se falsità. non vengono riproposte, ho detto. Le Non è che ho riproposte detto che lei non devono essere riproposte, allora si può capire o non si può capire. Le riporto quando il sindaco ritiene di fare un consiglio comunale con questi punti all'ordine del giorno, ma non ci sono scadenze legislative che mi dicono le deve portare per forza la prossima volta. Mi si dica qual è la legge di Stato che mi dice di fare queste cose. Comunque, come ti piace, può fare quello che crede. Io credo essere nella piena legalità, nella pienezza di quelli che sono i poteri, i doveri di amministrare, i poteri e i doveri, più i doveri, i poteri no. Questo comune, che lo sto facendo con piena coscienza, con piena edizione, io e tutti i consiglieri regionali, per il bene esclusivamente di questo paese e di questi cittadini. E credo per ora, malgrado le differenze, malgrado le difficoltà, ma che tutto di farlo con coscienza e con dovere. Forse sbagliando, ma con tanta coscienza e con tanta dovere. Quindi non ho nulla da rimproverare. E se la gente ci ha dato i voti è segno che qualcosa ci aveva pensato e ci aveva pensato bene. Grazie. No, io per esempio la volta mi sono sbagliato sinceramente su un voto, ma lasciamo perdere. Allora, io dico, io approvo questo. Nella parte corrente non ci vedo assolutamente niente di diverso di quello che è successo negli anni scorsi. Vedo però alcuni problemi che bisogna affrontare e risolvere. Il primo problema, io non so se funziona sempre la Bassanini, ma te ti potresti pigliare sicuramente un segretario comunale stipendiato dal comune. È stipendiato del comune, sicuramente. Sì. Ho capito, ma è una funzione essenziale per tutta una serie di ragioni. Io quindi va bene, è una cosa che la metto lì, poi ci penserei per il prossimo anno, il fatto che invece raccoglierei quella cosa della Sacchi dell'altra volta su quella riduzione dell'IMU, ma va visto nell'ambito di questa storia. L'IMU perché se vuoi è una tassa a scadenza, e seconda questione va a intervenire su una cosa di un certo interesse se vogliamo mantenere in piedi il sistema, diciamo, delle seconde case. Lo so che le seconde case danno fastidio, ma questo seconde case povere, soldi Agnelli e compagnia bella. Ecco, di conseguenza forse abbassare e mettere nelle esenzioni anche quelle situazioni è una cosa positiva. Sarebbe una cosa positiva, però sono cose che vanno verificate, non è che lo possiamo decidere qui così, per l'indagine calata che facciamo. Vedo la necessità politica di trovare, io ho visto da tantissimi anni in Consiglio Comunale che cose sono fatte quando abbiamo trovato un punto di equilibrio nelle diverse forze politiche, perché altrimenti diventa tutta una lista, ma non dico del Consiglio Comunale, attenzione, perché le liste del Consiglio Comunale possono andare all'esterno e allora possono diventare molto spiacevoli. La comunità ha bisogno di pace, di tranquillità, ha bisogno di credere convintamente in alcuni indirizzi che vanno dati peraltro non solo dal sindaco, dalla giunta, ma anche dai consigli. Vediamo di fare
queste cose, queste scelte, perché sul secondo punto poi che voglio dire è questo, cioè gli interventi sulla relazione funzionale programmatica hanno degli elementi di interesse, ma forse mancano di scelte più decisive, cioè sono molto frammentari. Io penserei che il Comune debba individuare gli elementi strategici e su quelli trovare gli indirizzi e le soluzioni. Comunque è una spesa che, se viene portata avanti correttamente, può dare anche dei risultati, diciamo, in termini di sviluppo economico, ma non è abbastanza chiaramente espresso, forse per la vedo più distribuita. E poi vedo soprattutto alcune cose non chiare sul sistema dei finanziamenti che invece dovrebbero essere puntualizzati, perché la gente vuole sapere queste cose, cioè se tutto quello che stiamo facendo alla fine viene fuori come con l'aumento delle loro tasse, oppure viene fuori perché magari c'è un intervento della CEE, dello Stato. Vedo poi una necessità, questa la vedo sul serio, di fronte per esempio alle tariffe variabili e al fatto che è già stato sollevato l'altra volta, cioè con Basta, quando io dissi, dico guarda come sta qui la questione degli spazzini, perché mi ritrovo il carico degli spazzini su questa questione, perché quella va evidenziata molto bene, perché è una tassa che surrettiziamente viene introdotta, perché gli spazzini prima stavano nelle spese generali che sui trasferimenti che lo Stato faceva a favore dei comuni, ora ce la troviamo nel sistema di smaltimento, per meglio, di raccolta e smaltimento nel terzo urbano. Dopodiché, insomma, già in realtà troveremo altri elementi così di protesta, no? Quindi sono cose che vanno anticipate, che vanno dette, vanno evidenziate, così come va evidenziato il fatto di sapere, insomma, con questo sistema di smaltimento, quali sono le differenze. Io mi rendo conto che non è un problema dei comuni di Biancastegno, ma forse cercare di capirlo può essere un elemento interessante. Quanto costa qui, quanto costa a Siena, quanto costa a Montepulciano, questo tipo di ragionamento, e perché ci sono delle differenze? Quelli ci sono sicuramente, e se dipende da noi, dalla nostra cattiva organizzazione, o dipende dal fatto che siamo in fondi isolati, in montagna, e tutto costa di più. La macchina a noi ci costa molto di più che a Firenze o a Roma, perché tutte queste strade curve, tutte queste accelerate frenate, insomma. Quindi io dico, la mia valutazione è positiva, perché io nella parte corrente non vedo spostamenti poi mentre si discute la storia che ho detto prima, altri proverbi, no? Però sarebbe interessante avere tra le mani queste cose, ma perché politicamente vedo la necessità, più che di uno scontro, di individuare indirizzi e interessi comuni, perché questo comune si è mosso quando è riuscito a mettere insieme il diavolo e l'acqua santa. Poi nel momento in cui si va al litigio invece, perché ci girano tutti intorno, guarda, questo è il comune che è sotto tiro da tanti anni, e per uscire da questo tiro bisogna trovare una forma di omogenizzazione che in questo momento non c'è assolutamente, e che è un problema che sicuramente la Giunta e il Sindaco potranno cominciare a analizzare, e nell'utilità di tutti. Basta, io quindi voto a favore con queste precisazioni, che sono anche l'auspicio di trovare degli elementi comuni, soprattutto nella popolazione, non tanto nel Consiglio Comunale, perché io sono molto dubbio sul concetto di rappresentanza, per cui io ringrazio Luciano Baffoni non tanto per il voto favorevole, ma per l'esempio di saggezza che ha voluto darci. Certo, Luciano ha ragione, ma che io in Consiglio Comunale mi sento, che non è tanto come ho detto prima, ma quando io mi sento dire la cosa pubblica è appunto di tutti e noi ci sentiamo minacciati i nostri diritti, cosa ancora più grave, avvertiamo una grande minaccia per la democrazia di questo paese, e me lo sento dire da un consigliere comunale, che per la prima volta entra in un consiglio comunale. Ma che lezioni di democrazia intendi dare? Ma chi? A uno che ha una storia di democrazia che tu te la sogni?
Ma io non vengo mica da un partito totalitario come qualcuno pensa. Ma dove tu pensi che io vengo? Non so mica andare. Ma io mica vengo da un partito totalitario dove tu pensi che io venga. Io vengo da una democrazia cristiana che è l'esempio della democrazia in questo paese, che ha tutelato la democrazia in questo paese, che ha portato avanti quelli che sono stati veramente il segno della libertà, della democrazia nei confronti di certi regimi sia di destra che di sinistra. Non me lo posso sentire accettare a quest'età con capelli bianchi lezioni di questo tipo. Che io sbagli sì, ma che tu mi venga a dire che tu mi vieni a tutelare la democrazia di questo paese. Ma quando viene a mancare questa democrazia di questo paese? Ma stiamo scherzando davvero? Mio papà era un minatore, era in minoranza in questo paese, era chiamato il cattolico in questo paese. E ha esercitato le proprie funzioni da cittadino normale. Io come figlio e come erede anche di questa tradizione cattolica democristiana liberale, sentirmi dire che è a rischio la democrazia in questo paese perché io sono sindaco è una cosa gravissima che non accetto da nessuno. Amministratore di questo paese unico. Fare il sindaco qui è questione di fare servizio qui, non l'amministratore unico. Ma di che cosa amministro qui? Ma stiamo scherzando davvero? Qui siamo per servire questo paese, non per comandare questo paese. Sono passati i tempi del comandare. È un paese allo sbando, l'ho detto chiaramente. Un paese non senza democrazia, allo sbando per altri motivi. È un paese che è diventato la cenerentola dell'Amiata, se non di più. Siamo stati abbandonati da tutti, anche da certi partiti di maggioranza che qui avevano il potere. Io mi sto rivolgendo a tutte le forze politiche, di tutte le parti, e citavo il caso di stamattina, perché sono il sindaco di tutti, non il sindaco di una parte ora, non del 30%. Ora sono il sindaco di tutti. Io dicevo chiaramente stamattina all'onorevole Dallai che io non ho vinto contro il PD, perché il PD è un partito che merita onorevole quando fa le proprie funzioni, come lo sono gli altri partiti. Io ho vinto contro la classe dirigente che secondo me ha affossato questo paese. Lo devo dire perché la penso così, e questa è la mia democrazia, di dire le cose che penso. Non ho più bisogno di farmi tirare la giacchetta da nessuno. A me non me la tira la giacchetta nessuno, né a destra né a sinistra. Per questo mi sento libero e voglio questo paese libero. Io non ho negato i gruppi perché si devono chiamare gruppi, perché ancora non sappiamo nemmeno amministrare il nostro personale. Non abbiamo avuto la capacità. L'altra volta ho detto con molta sincerità e serietà, scusandomi con i miei consiglieri che l'ho messi di mezzo, perché un paese in questa maniera non me l'aspettavo, perché ancora non ho la coscienza di capire come fare ad andare avanti, perché non posso assumere gente, perché c'è stato il blocco delle assunzioni, perché non sono stati più assunti quando la gente è andata in pensione. Per il colmo questo paese può spendere 200.000 euro per le feste e non può assumere uno per fare la contabilità e i lavori pubblici. E questo è derivato da una cattiva gestione amministrativa. Questo è il problema nostro in questo paese, che non ci si dicono le cose come si devono dire, perché prima eravamo tacitati e non si dovevano dire, ora siamo liberi di dirli. Non mi si venga a parlare che si manca di democrazia qui. Qui si manca di coscienza, non di democrazia, di coscienza e di conoscenza. E questo è ancora più grave. E quando manca la conoscenza delle cose, allora si rischia veramente di non fare democrazia e di dire le cose inesatte e gravi. In questo Consiglio Comunale non posso accettare di dire avvertiamo la grande minaccia
per la democrazia di questo paese. Oh, ma questo è gravissimo, no, gravissimo. Non l'ha detto È assurdo, è assurdo. L'ha detto La parola democrazia, lei non si conosce quando si dicono queste cose. Allora, ci dia un grande segnale di democrazia. Ma qual è la democrazia? Non è l'arbitrio, l'arbitrio di fare quello che gli pare e di volere quello che uno crede, non è democrazia. La democrazia è rispettare le regole, la democrazia è anche rispettare le regole, cosa che qui non si vogliono rispettare le regole. Qui si vuole quello che si vuole, si pretende e non si può pretendere. La democrazia è un altro fatto. Il consigliere comunale in consiglio può dare delle opinioni politiche. Questa non è opinione. Allora, il il sindaco risponde alle proprie opinioni politiche e lo risponde come lo sto facendo. E lo dico con molta chiarezza. Lei le può dire, io gli dico che lei non può dire che qui in quest'aula non c'è democrazia, perché questa è una cosa gravissima, glielo dico e glielo ripeto. Che non si può fare, non si può aggiungere, o che non si può, dove è detto che i consiglieri non hanno la libertà di parola, eccetera. Non vengono esclusi, Samuele. È vero, stai parlando se vuoi il regolamento, mettete un potresti parlare. Se dici che bisogna far rispettare i regolamenti, bisogna rispettare i regolamenti dei consiglieri comunali. Io devo dire, non l'ho mai fatto rispettare, perché bene o male mi sembra che così non era. Non viene rispettato perché non viene rispettato. Se no, sto dicendo avanti poi. Vabbè, chi approva ora le dichiarazioni di voto ci sono state, o risponde alle dichiarazioni di voto. Grazie Luciano, cercherò di darmi una calmata. Metti la votazione il punto 2 dell'ordine del giorno. E il punto 2 all'ordine del giorno, bisogna approvare il punto 2 all'ordine del giorno. Bilancio. Comunque grazie Luciano, scusate, No, grazie. vedremo di pacificare se troveremo la strada. Certo che se si usano queste parole è difficile comunque. Chi approva il punto 2 all'ordine del giorno? Allora, per contrario, ci sono due dichiarazioni di voti. E l'immediata segurità. L'immediata esclusività.